Buongiorno, Focus Bollettino Cultura Erbacee, 10° appuntamento del 2023. Affrontiamo oggi la difesa integrata della colza nel nuovo anno. Siamo ormai nella fase decisiva di prefioritura, bottoni fiorali e dobbiamo andare a vedere se i due principali fitofagi che possono danneggiarci in questo momento, il meligete e il punteruolo, sono a livelli tali da dover richiedere un intervento insetticida eventuale che comunque deve essere fatto prima della fioritura. Se seguite attentamente il bollettino Cultura Erbacee già uscito, troverete tutte le modalità per fare il campionamento, lo scouting in campo e verificare in una o più fasi successive se vengono superate le soglie di danno indicative che sono riportate nel bollettino. Quindi attenzione, stiamo arrivando al momento critico per la valutazione del potenziale danno da meligete e punteruolo nella coltura della colza. Andiamo in campo, leggiamo prima con attenzione le istruzioni del bollettino Cultura Erbacee e poi prendiamo le corrette decisioni secondo i principi della difesa integrata. Quindi www.venetoagricoltura.org bollettino Cultura Erbacee e trovate già il bollettino che riguarda questa fase della difesa integrata nella coltura della colza, oppure scrivete a bollettino.erbacee@venetoagricoltura.org e chiedete di ricevere via email tutti i bollettini con tutti i link, con tutte le informazioni per capire i sintomi, per capire gli organismi nocivi e per capire i meccanismi che dobbiamo applicare per una corretta difesa integrata. Alla prossima!